Io non posso fare a meno di dare ragione agli abitanti di via Serraferlicchio, ma anche alle persone che transitano in via Teatro Tenda, ma anche a tutti gli agrigentini che rischiano con le strade piene zeppe di buche e di avvallamenti. E devo dare torto al mio amico Marco Zambuto, prenderne le distanze. Non è così che si può amministrare Agrigento. Qui abbiamo l'asfalto fresco fresco al villaggio Peruzzo e in altre strade attorno al villaggio Peruzzo che non avevano minimamente bisogno di questo asfalto. Le vie invece che ne hanno bisogno ne rimangono prive. Io inviterei Marco Zambuto a recarsi qui al villaggio Peruzzo, poi in via Serraferlicchio, poi in via Teatro Tenda, poi in via degli Oleandri, per esempio, e spiegarci i criteri con cui il Comune di Agrigento adesso ritiene di asfaltare le strade cittadine. Tra breve io farò vedere anche altre immagini del villaggio Peruzzo e delle zone di San Leone che sono state favorite non avendone alcun bisogno. Vorrei che Marco spiegasse le ragioni di queste scelte che ha fatto. La gente viene da me e si lamenta aspramente perché ritiene che l'asfalto sia stato messo non dove ce ne fosse bisogno, ma dove ci stavano gli amici che si volevano favorire, e alcune traverse purtroppo asfaltate confermano questo bruttissimo sospetto. Questa è via dei Salici ed è la classica via, come direbbe mia nonna, dove stanno le galline pinte. Accanto c'è via Botticelle dove stanno le galline bianche. Non abbiamo l'asfalto, abbiamo pure le scaffe in bella vista, e in via Botticelli, invece in via dei Salici abbiamo questo magnifico spettacolo di asfalto fresco e nuovo che ognuno può vedere. Non sembrerebbe però che vi sia una grande popolazione. Da questo lato ad esempio non vi sta nessuno, abbiamo asfaltato a Pro degli Ulivi, chissà volessero fare qualche passeggiata.